Centro Veneto Bassano Banca e Rovigo Banca in fusione per dare vita al secondo polo veneto del credito cooperativo, che sarà guidato dall'attuale presidente di Centro Veneto Bassano Banca, Gaetano Marangoni. Il gruppo di soci che mettiamo insieme con questa fusione diventa un gruppo di 13.600 soci e tocca 4 province per un totale di 166 comuni di operatività. La mission di questo nuovo gruppo? Rispondere alle sfide che ci pongono il mercato, il regolatore europeo, ovvero la BCE, e i nostri soci. Allora, le sfide del mercato sono di essere una banca più efficiente, più solida e capace di offrire prodotti via via al passo con i tempi e il tutto in tempi ragionevolmente rapidi. Per quanto riguarda la BCE, aumentare la capacità di presidiare i rischi. E poi i soci, perché siamo una banca di credito cooperativo. Non abbiamo nessuna intenzione, nel mentre cresciamo di dimensione, di perdere il nostro contatto. E quindi creeremo dei presidi locali per ogni area che ha caratterizzato la nascita di questa banca, in cui ci sarà un ufficio specializzato preposto alle relazioni con i soci per dare sì risposte tecniche, ma anche risposte in senso più ampio. Vogliamo continuare a coltivare tradizioni locali, sostenere lo sport, sostenere la scuola, i giovani quindi in generale, e tutto quello che costituisce un riferimento identitario per i nostri soci e per il nostro territorio.